Il sindaco di Venezia, Brugnaro, in compagnia di Massimo Cacciari ed entrambi i suoi successori, sono stati i veri promotori della svendita di Venezia. Un intervento pesante destinato a suscitare un vespaio di polemiche, quello di Celentano durante l'ultima puntata di Adrian su Canale 5. Se il referendum per la separazione di Venezia e Mestre è fallito, è colpa di Cacciari e Brugnaro e dei due successori Paolo Costa e Giorgio Orsoni, dice il molleggiato, evocandoli senza nominarli direttamente. Ma non solo. Ma la colpa maggiore, secondo me, non è tanto di Cacciari, Brugnaro e gli altri, ma secondo me è dei veneziani. Come fate a non accorgervi della trappola in cui state cadendo? Venezia oggi è in vendita, i palazzi, le isole, i monumenti artistici. E fra un po', cari veneziani, venderanno anche voi se non tenete gli occhi aperti. Venezia è una delle 7 meraviglie del mondo, esposta peraltro come nessun'altra alle sfide del cambiamento climatico. Potrebbe essere la sede ideale di un'agenzia internazionale per l'ambiente. E invece, per colpa di quel voto mancato di voi veneziani, Venezia rischia di sprofondare sotto i piedi di 32 milioni di turisti ogni anno. Celentano conclude dicendosi convinto che dopo questo quinto referendum fallito ce ne sarà un altro e la città lagunare si staccherà definitivamente dalla terraferma. Io credo che la prossima volta Venezia avrà un comune suo, indipendente e non suddiviso in 6 paesi.